Bentornati al nostro appuntamento con Degusta Winepix. Questa settimana abbiamo in degustazione un'azienda del nostro territorio. Siamo ad Alghero e ci presentiamo con Vignerada e il suo Arsenale 2012, un cannolare 100% in purezza che fa 12 mesi in acciaio e 6 mesi in tonneau. L'azienda Vignerada si trova nel territorio di Alghero su 5 ettari e mezzo abitati ed è una nuova azienda nata nel 2012 e si presenta con la sua prima riserva. Siamo curiosissimi di degustarlo insieme. Andiamo! Il nostro arsenale cannulare 100% in purezza è nel bicchiere. Passiamo all'esame visivo. Quello che notiamo è sicuramente un bellissimo colore vivo, rosso rubino intenso, tendente al granato. Vediamo la sua consistenza. Il grado alcolico dichiarato in etichetta è di 15 gradi alcol percentuale volume. Abbiamo degli archetti fitti con delle lacrime abbastanza lente. Passiamo al naso. Certamente è un vino intenso, abbastanza complesso, nel quale si rivelano note di frutta rossa abbastanza matura e noterei principalmente una prugna e una sensazione di fieno, quindi un erbaceo tipico del vitigno Cagnulari, però molto ben domato perché è un erbaceo quasi con una sensazione di fienile, di fieno secco, molto piacevole ed avvolgente. Passiamo all'assaggio. Secco, un vino caldo, è un vino abbastanza morbido e abbastanza tannico, è un vino certamente sapido, è un vino fresco, mantiene una sua freschezza, è un vino di corpo, è un vino certamente in cui sentiamo la sua componente alcolica, ma in una maniera molto elegante e suadente. La chiusura è fresca, con un retrogusto molto piacevole e leggermente speziato che ci ricorda quello che abbiamo sentito all'olfatto. Un buon prodotto, un gran prodotto in esclusiva oggi con Winepix che ci aspettiamo di vedere presto in enoteca. Salute! Vogliamo ricordarci di questo vino Arsenale. Allora andiamo sulla funzione I miei vini di Winepix, diamogli le stelline che pensiamo che questo vino meriti e per me le merita tutte. Aggiungiamolo così tra le nostre scelte dei miei vini e perché no, condividiamolo anche su Facebook con i nostri amici.